2 morti, centinaia di sfollati, case e campagne sott'acqua con l'esondazione di fiumi e torrenti, frane in Appennino. Devo ringraziare tutti i sindaci, le sindache, gli amministratori locali. Abbiamo voluto vederli insieme alla prefettura, sia prima a Faenza per la parte del Ravennate e poi qui a Imola, perché queste due parti, l'imolese, parte del bolognese, il Ravennate, sono state le più colpite in un sistema comunque diffuso che dal modenese fino alla Romagna, escludendo un po' Rimini, la parte riminese che è quella meno colpita, per la Romagna ha colpito davvero tanti comuni. La conta rispetto ai danni in campagna e all'agricoltura saranno fatte nei prossimi giorni attraverso le organizzazioni agricole. Verranno fatte quantificando, come abbiamo sempre fatto, insieme a tutti gli altri danni pubblici e privati, certamente, anche perché l'agricoltura da queste parti è un settore tra i principali. Io ieri mattina ovviamente non ho potuto partecipare all'inaugurazione del McFruit perché mi sono dovuto occupare di questa drammatica emergenza, ma il giorno prima, nella preinaugurazione con il Presidente della Repubblica Mattarella, avevamo proprio affrontato il tema della siccità che ci riguarda anche noi, ci riguardava anche noi. Adesso questa terribile pioggia, però ripeto, tutti i danni verranno calcolati e poi ci auguriamo che arrivino tutte le risorse per poterli rifondere. Dal punto di vista degli investimenti, noi abbiamo investito credo circa 1 miliardo di euro. Quando sono il Presidente, rispetto al tema degli interventi per il contrasto idrogeologico e per gli interventi anche infrastrutturali, come ricordava la vicepresidente Priolo, ne abbiamo tanti altri in previsione. Chiaro che servono molte risorse, no? E quindi è un evento calamitoso drammatico, ne stanno succedendo un po' troppi, per cui dobbiamo andare sempre più speditamente verso quella transizione ecologica che aiuti a inquinare sempre meno, surriscaldare sempre meno il globo, perché è questo che poi è fonte di questi climate change. Riprendiamo la linea da Rimini. McFruit, appuntamento fisso per la filiera dell'ortofrutto, una filiera che abbiamo detto vale 15 miliardi di euro, è un'eccellenza italiana ma ha di fronte sfide enormi. Cambiamenti climatici, taglio drastico dei principi attivi da una parte, che ovviamente incidono su quelle che sono le scelte in campo, in campagna, l'aumento dei costi di produzione, la ridotta capacità di spesa dei consumatori dall'altra. Davide Vernocchi, presidente Apoconerpo. Allora partiamo da qui, dalla situazione attuale. Che cosa la preoccupa e che cosa invece fa ben sperare per questo comparto? Allora, gli elementi di preoccupazione sono naturalmente tanti, un po' li ha elencati. Questo cambiamento climatico che ci è caduto nel giro di pochi anni in maniera molto importante, con insetti alieni, temperature estreme, precipitazioni come quelle di questi giorni che hanno allagato vaste aree della nostra regione. Un comparto ortofrutticolo che continuamente al tempo stesso è sotto pressione, perché c'è un'opinione diffusa da parte dell'opinione pubblica che l'ortofrutta è cara, che l'ortofrutta spreca acqua, che l'ortofrutta è frutto dell'uso di pesticidi, quindi un clima che oggettivamente sta deprimendo lo spirito imprenditoriale dei nostri frutticoltori. Bisogna ridargli una speranza, non solo in termini progettuali, ma anche in termini concreti, fatti di sostegni immediati, con interventi, con politiche attive per quanto riguarda la difesa, ma la difesa finalizzata a proteggere le produzioni. In che maniera? Con finanziamenti importanti per coloro che naturalmente credono nel settore, che possono raggiungere percentuali del 70 all'80% dell'investimento, perché le aziende si attrezzino e quindi possono resistere da sole a queste situazioni estreme che ormai stanno diventando la norma. Al tempo stesso un piano di comunicazione capace di rilanciare il consumo, capace di trasmettere i valori che l'ortofrutta è in grado di portare, perché l'ortofrutta non spreca acqua.
valorizza l'acqua con la produzione di ortofrutta, valorizza il paesaggio, valorizza al tempo stesso anche l'ambiente in fatto di capacità di trattenere la CO2. Il frutteto di Apoconerpo, che si articola in oltre 15.000 ettari, si compone di oltre 24 milioni di piante. Perdere un ettaro di frutteto significa perdere 1.500-2.000 piante. Capite il valore che può avere questo comparto e conseguentemente come deve essere difeso da tutta quello che è appunto una pressione che deriva dal clima, dall'opinione pubblica, ma anche da una comunità europea che troppo spesso è miope o troppo spesso appiattita a quelle che sono delle ideologie politiche che sono ben distanti da quelle che è da quelli che sono gli interessi dei consumatori. Legato a questo mi viene in mente quello che deve essere un pochino il futuro, le nuove tecnologie anche per quello che è la ricerca vivaistica. Il comparto, soprattutto quello di questo territorio, ha vissuto già in passato di crisi importanti. Ricordo la crisi delle pesche nettarine, crisi di mercato dell'inizio degli anni 2000, una crisi terribile perché comunque di fronte degli eccessi di offerte è una competizione che arrivava dai prodotti spagnoli, tutto il nostro territorio ha sofferto drammaticamente, ma ne è venuto fuori attraverso che cosa? Attraverso la ricerca e l'innovazione di prodotto. Pensate all'innovazione varietale che c'è stata. L'albicocco era per esempio un prodotto tipicamente del mese di giugno, si è passato a un albicocco che viene offerto al consumatore fino al mese di agosto, oppure il kiwi giallo, il rocco brillante. È chiaro che adesso è una sfida molto molto importante, c'è la necessità di un'operazione di sistema che vede il coinvolgimento anche di tutte le organizzazioni agricole che hanno a cuore i problemi del settore, con al tempo stesso una ricerca che non deve essere più lasciata in mano alle multinazionali della chimica, deve essere una ricerca finalizzata alla produzione vicino al nostro mondo, anche perché la ricerca delle multinazionali è sempre più orientata a quelli che sono, io li definisco, i prodotti globali, il mais, la vite, il melo, ma parlare di pere abate dove se ne coltivano 10.000 ettari o parlare di ciliegie che parliamo di qualche migliaia, qui abbiamo bisogno di una ricerca territoriale. Un'ultimissima cosa, visto che ormai siamo primavera avanzata, si avvicina la campagna della frutta estiva che in qualche modo apre la campagna ortofrutticola, previsioni se ne possono già fare, sempre sapendo ovviamente che tutto purtroppo può cambiare nel giro di pochi giorni. Al momento? Al momento ci sono sicuramente dei danni con le gelate che ci sono dei primi di aprile, danni nelle drupacee e anche nel pero, però abbiamo notato in maniera importante che chi in passato aveva avviato degli investimenti sulla difesa attiva ha salvato buona parte del proprio prodotto e credo che quella sia un po' la strada maestra a cui fare riferimento da qui a guardando avanti, come anche quello che sarà il prossimo bando che la Regione aprirà per quanto riguarda la difesa attiva. Tornando sulle produzioni, allora, sugli albicocchi sicuramente ci sono dei danni, sulle pesche nettarine siamo molto a macchia di leopardo, sulle pere e sulle pomace è presto da capire. Macfrut è ovviamente anche il palcoscenico per presentare le novità in arrivo e allora tra qualche settimana, qualche mese, poi adesso cercheremo di capire anche come va la stagione, a Scaffale arriveranno le ondine. Pesche piatte, prodotto club, ma io mi fermo qui. Mauro Laghi, direttore generale di Allegra. Allora, queste ondine, quando arriveranno, la campagna come sta andando e poi anche un po' di carta d'identità. Allora, queste ondine arriveranno fondamentalmente da metà giugno e saranno sullo scaffale fino ai primi di settembre. Quest'anno la stagione, nonostante un po' di sfortune climatiche, comunque si presenta con i primi volumi, diciamo, significativi. L'anno scorso abbiamo già fatto dei test commerciali importanti su alcune grosse catene nazionali e quest'anno abbiamo dei volumi per allargare un po' la platea dei clienti, anche perché le richieste su questo prodotto sono alte e anche le aspettative. La pesca piatta ha avuto un grande successo, ha soppiantato
su tante catene, anche la tradizionale o oggi fa la parte del Leone, ci sono tutte le possibilità perché la nettarina piatta Ondine abbia lo stesso successo. Polpa di che colore? Polpa di colore bianco, molto aromatica, molto zuccherina, quindi sicuramente croccante, quindi quello che chiede il consumatore oggi. Esatto. Altre novità invece che si stanno preparando o che state lanciando, avete appena lanciato, sulle quali puntate? Ma allora, le novità nel mondo della frutta ovviamente richiedono tempo, però stiamo sicuramente lavorando su tanti altri settori, in particolare nel fronte kiwi. Il giallo ormai non è più una novità perché ci sono diverse varietà a club o meno che sono sul mercato. Si sta sviluppando il rosso, noi siamo nel consorzio Jingle, quindi abbiamo anche la varietà di kiwi rosso, ma per il futuro stiamo lavorando invece per una varietà di kiwi verde da segmento premium che presenteremo il prossimo autunno, che anche questa si distingue per particolari caratteristiche gustative, quindi è più dolce rispetto a Highward, però con un'acidità bilanciata, quindi con anche questa molto aromatica, e quindi anche su questo prodotto crediamo molto. Il mercato, i consumatori sono sempre a caccia di novità e ci sta, e ovviamente i produttori anche loro sono interessati ad avere sempre novità da presentare sul mercato, novità che hanno bisogno dei loro tempi. Naturitalia di tempi, di percorsi, di storia nel mondo dell'ortofrutta ha ben 20 anni alle spalle, 20 anni che avete dedicato non solo ma in gran parte anche a presentare novità sul mercato. Gabriele Ferri, direttore generale, allora intanto come festeggiamo questi 20 anni e poi che cosa riservate per il futuro, per noi consumatori e per i vostri produttori? Ma ci piacerebbe festeggiarli trovando il modo di dare risposte economiche soddisfacenti ai nostri associati che hanno veramente bisogno di trovare la spinta e la forza per continuare a lavorare ed investire in questo che è un importantissimo settore. Oggi direi che è sulla bocca di tutti il fatto che è un settore interessante, un settore vivo, un settore vivace che dà grandi possibilità. Poi purtroppo quando andiamo a guardare i risultati di campagne come anche le ultime, in alcuni comparti vediamo veramente tante difficoltà date dalle problematiche fitosanitarie, dai problemi ambientali, e quindi abbiamo l'assoluta necessità di cercare sempre costantemente qualcosa di nuovo, qualcosa che ci permetta di arrivare ad avere un legame tale col consumatore che possa essere disposto a remunerare adeguatamente quello che noi gli stiamo fornendo. Ed è proprio questo sforzo che vi ha portato a partecipare attivamente a quello che è il progetto Club Ondine, che è questa nuova nettarina, pesca nettarina piatta, che arriverà sul mercato nelle prossime settimane e che ha anche tante caratteristiche innovative, al di là di quelle che sono l'aspetto del gusto organolettico, però insomma è piccolina, è comoda, si snocciola facilmente, insomma, quindi ha una componente di servizio aggiuntivo in più. Sì, ci crediamo moltissimo a questo prodotto che riteniamo essere molto interessante, che va a pieno incontro a quelle che sono le attese dei consumatori. Non abbiamo ancora troppa esperienza di coltivazione, quindi dovremo vedere esattamente come si comporta nel nostro paese. Per adesso l'abbiamo visto in Spagna, l'abbiamo visto in Francia, abbiamo visto le primissime produzioni l'anno scorso in Italia, quindi è un percorso che ci vede protagonisti attenti proprio per le motivazioni che dicevamo prima, cioè per trovare qualche risposta da dare alla produzione. Direi che l'esperienza degli ultimi anni ci ha insegnato che prodotti esclusivi fatti attraverso dei club molto ben gestiti, penso all'esperienza fatta con Gingold, ci ha fatto toccare con mano delle risposte positive sia per il consumatore che trova soddisfazione in quel prodotto, ma anche per il produttore che trova un ritorno economico adeguato agli investimenti che fa. Ci piacerebbe moltissimo poter avere qualche cosa di nostro, fatto dai nostri ricercatori e gestito da club italiani. Spero che a breve arrivi qualcosa di interessante da questo punto di vista. Grazie infinite a Gabriele Ferri. Allora da qui, da Macfrut è tutto, ovviamente in sovraimpressione come sempre vedete tutti i nostri riferimenti per poter vedere e rivedere la trasmissione sui canali web e social. Grazie ancora per averci seguito e ci ritroviamo la settimana prossima.
in collaborazione con